Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Adoriamo, guidati dalla fede, il Figlio di Maria, il Signore Gesù, il Figlio di Dio nato nella carne. In questa adorazione esprimiamo anche il nostro grazie per il tempo che ci è stato dato di vivere, chiedendo perdono anche per le occasioni di bene che abbiamo mancato, per le strade sbagliate che abbiamo scelto. Affidiamoci con fiducia e umiltà alla misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, contro peccato in pensieri, parole, opere o omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te. Adoramus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Fili unigenite, Iesu
nollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa che sperimentiamo la sua intercessione, perché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dei Numeri. Il Signore parlò a Mosè e disse: parla ad Aronne e ai suoi figli, dicendo: così benedirete gli Israeliti. Direte loro: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò. Parola di Dio. Di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti. Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio, il quale grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio. Parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia, alleluia, Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore.
Maria, la Madre di Dio, custodisce ciò che accade in lei e attorno a lei, lo medita nel suo cuore. Possiamo farlo anche noi, custodendo e meditando ciò che abbiamo vissuto nel corso di quest'anno 2025. E ho chiesto a Monsignor Martino Zagonel di aiutarci in questo. Quindi dopo la comunione, dopo la preghiera che segue la comunione, prima del Te Deum, Monsignor Martino ci proporrà una meditazione che ci aiuta a custodire ciò che in questo 2025 ci è stato dato di vivere. Ora continuiamo la preghiera. Uniamo il nostro grazie al grande grazie che Gesù, il Cristo, eleva al Padre donando se stesso per noi. Con la bocca e con il cuore rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli, sorelle, giunti ormai al termine dell'anno civile, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera con riconoscenza per il passato e speranza per il futuro. Preghiamo insieme dicendo: guidaci nelle tue vie, Signore. Guidaci nelle tue vie, Signore. Con la Chiesa universale, pellegrina nella storia, riconoscenti per il ministero del defunto Papa Francesco e per il dono che è il Santo Padre Leone XIV, ti diciamo: guidaci nelle tue vie, Signore. Con la nostra Chiesa diocesana, che fa memoria del Vescovo Emerito Corrado e oggi cammina guidata dal Vescovo Riccardo, ti diciamo: guidaci nelle tue vie, Signore. Con i presbiteri della nostra diocesi, che spezzano il pane della parola e dell'Eucarestia anche nelle fatiche quotidiane del ministero, ti diciamo: guidaci nelle tue vie, Signore. Con i diaconi al servizio del popolo di Dio, nella diaconia, della liturgia, della parola e della carità, ti diciamo:
Guidaci nelle tue vie, Signore. Con le famiglie, culla dell'amore e della speranza, e con quanti da poco hanno celebrato il sacramento del matrimonio, ti diciamo: Guidaci nelle tue vie, Signore. con chi porta nel corpo e nel cuore il peso della malattia e con i popoli feriti dalle guerre che ancora segnano la terra, ti diciamo: Guidaci nelle tue vie, Signore. con i bambini e i ragazzi delle nostre comunità cristiane che in quest'anno hanno ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana, ti diciamo: Guidaci nelle tue vie, Signore. con i giovani, sentinelle del domani, che cercano senso, verità e pienezza per la loro vita, ti diciamo: Guidaci nelle tue vie, Signore. con le consacrate e i consacrati, segno luminoso di una vita donata senza riserve al Vangelo, ti diciamo: Guidaci nelle tue vie, Signore. con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, artigiani di pace e costruttori di fraternità, ti diciamo: Guidaci nelle tue vie, Signore. O Dio, Signore del tempo e della storia, concedici di scoprire con gioia i segni della tua provvidenza e donaci la forza di annunciare con franchezza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, concedi a noi, nella solennità della divina maternità di Maria, di gustare le primizie del tuo amore misericordioso per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella maternità della Beata sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo hai concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale hai irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. I sacramenti ricevuti con gioia, o Signore, conducano alla vita eterna noi che ci gloriamo di riconoscere la Beata sempre Vergine Maria, Madre del tuo Figlio e Madre della Chiesa, per Cristo nostro Signore. Un anno fa, il 1° gennaio 25, nella messa delle ore 19, in questa stessa chiesa cattedrale, erano state proclamate le stesse letture bibliche che abbiamo ascoltato in questa messa. L'invito a benedire rivolto da Dio a Mosè e Aronne, l'invocazione di Dio perché abbia pietà e misericordia di noi, il forte richiamo di Paolo sulla nostra condizione di figli in forza del dono dello Spirito Santo, l'andare gioioso dei pastori verso Betlemme per incontrare Maria, Giuseppe e il bambino. Preparando queste riflessioni per voi, mi sono chiesto: che cosa di tutta questa parola di Dio ascoltata all'inizio dell'anno abbiamo visto realizzarsi nei 365 giorni dell'anno 25? Ci sono stati nei mesi appena trascorsi avvenimenti o situazioni in cui abbiamo avvertito la benedizione del Signore? I cristiani sono cresciuti nella consapevolezza di essere figli amati? E c'è qualcuno che ha fatto la parte dei pastori di Betlemme, solleciti, gioiosi, annunciatori della salvezza? Mi arrischio di dire qualcosa sull'anno che sta per concludersi seguendo appunto questa traccia. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Sì, possiamo dire che Dio ha avuto pietà di noi. I mali del mondo e la cattiveria degli uomini non hanno prevalso sul suo amore. Il mondo da Lui creato è ancora da Lui tenuto in vita. Invocato, il Signore ha continuato a benedire, a sostenere, ad accompagnare, a dare speranza. Penso ai popoli martoriati da una guerra infinita, eppure ancora lì a resistere. Penso al popolo ucraino, al popolo palestinese. Penso ad alcuni popoli africani, in particolare alle popolazioni di fede cristiana, oggetto di discriminazione, di soprusi, di attacchi e di sterminio. Perseguitati, rimangono fedeli, si affidano al Signore. Il Signore è con loro, anche nell'ora del martirio. Ti lodino i popoli, Dio. Ti lodino i popoli tutti. Abbiamo visto dei popoli lottare per affermare la propria identità, per non rinunciare alla propria storia, alla propria originalità. Un modo di lodare Dio. Ti lodino i popoli tutti, tutti i popoli. Ognuno nella sua diversità e nella propria originalità.
tu giudichi i popoli con rettitudine. O Signore, oso farti una domanda. Come giudichi i potenti della terra che anche in quest'anno hanno dominato in modo dispotico, calpestando regole assodate e diritti universalmente riconosciuti? Come e quando, o Signore, giudicherai la loro arroganza, il loro atteggiarsi quasi a Dio? Qual è il tuo piano, Signore? Trarre il bene dal male? Dio faccia splendere su di noi il suo volto. Quanti volti incontrati durante quest'anno? Volti di uomini e donne che ci hanno offerto la vicinanza di Dio. Volti luminosi che incoraggiano, volti volitivi che confermano, volti severi che rimproverano, volti lieti che portano gioia, volti di misericordia, di letizia e di speranza. È apparso senza dubbio il volto di Dio nel giorno di Pasqua, in piazza San Pietro a Roma. Il saluto e l'abbraccio pasquale di un Papa gravemente ammalato eppure tenacemente vicino al suo popolo. Che benedizione è stato per tutti noi Papa Francesco, per la Chiesa e per il mondo intero. La sua grande umanità, il coraggio evangelico, la libertà di spirito, una grandezza in grado di sconcertare anche alcuni fedeli cattolici, forse poco allenati al vento impetuoso dello spirito. E poi l'apparire improvviso e imprevisto del nuovo Papa, Leone XIV, con il dono della fermezza gentile, dell'esortazione tenace, dell'insistenza a credere che la pace è possibile. Parole e testimonianza di un padre che interpella mente e cuore di tutti, di piccoli e di potenti. Sì, in Francesco e Leone Dio ci ha fatto risplendere il suo volto e ci ha fatto grazia. Abba, Padre. Così ci fa gridare lo spirito del Figlio in noi. Non siamo schiavi, ma figli. Abbiamo vissuto intensamente il Giubileo della Speranza. Ci siamo recati pellegrini a Roma e nelle nostre chiese giubilari. È rinata in noi la speranza, si è rafforzata in noi la certezza dell'essere figli amati. Il Giubileo fatto insieme, come popolo in cammino, ci ha fatto sperimentare la bellezza dell'essere popolo di fratelli, liberi e gioiosi, impegnati e sereni. Ben si intende, nessun automatismo, nessun trucco, nessuna magia capiterà ancora di sbagliare e purtroppo di peccare, anche dopo l'anno giubilare. Ma ferma rimane in noi la certezza dell'amore invincibile di Dio, che mi dice: tu sei figlio amato, tu sei fratello che può amare. Rinnova la tua famiglia, fa nuova la tua comunità, rivesti di bellezza la tua Chiesa con l'amore. E a questa Chiesa vittoriese è arrivato un padre. Era rimasta orfana per pochi mesi, dal 31 gennaio, quando Monsignor Corrado ci aveva lasciato con quella sua mossa a sorpresa
che solo lo Spirito sa mettere in cuore ai suoi amici, fino al 25 maggio, domenica dell'ordinazione episcopale di Monsignor Riccardo. Mesi nei quali, tuttavia, non ci siamo persi d'animo, piuttosto abbiamo coltivato l'attesa, subito accesa con la nomina del nuovo vescovo arrivata il giorno 24 febbraio. Abbiamo fatto esperienza di come sia bello attendere e prepararci al nuovo, occasione per rivedere le proprie posizioni, per ripulire il cuore e aprirlo alla novità dello spirito. E la festa di popolo quel giorno dell'ordinazione. E poi Monsignor Riccardo ad entrare piano piano nei gagli vitali della nostra Chiesa diocesana, ascoltando, interrogando, confrontandosi, assumendo un volto di padre sereno e desideroso di offrire Lui, Cristo, nostra pace. Ci sono poi i pastori di Betlemme, visitati all'improvviso, essi rispondono prontamente e gioiosamente. Essi ricevono un annuncio, vanno, vedono e passano ad annunciare a loro volta. Il loro centro di interesse è unicamente il bambino che è nato ed è il Salvatore. Anche la Chiesa italiana si è messa in cammino. Lo chiamiamo cammino sinodale. È un modo di essere Chiesa fedele al Concilio. Anche noi a Vittorio Veneto abbiamo vissuto alcune tappe di questo cammino e alcuni di noi hanno partecipato alla sua fase conclusiva a Roma. È stato un grande dono del Signore. Ha preso vigore una convinzione. Insieme siamo Chiesa. Insieme siamo incaricati del Vangelo. Insieme lo testimoniamo. Con la nostra vita fraterna lo realizziamo. Tutta la liturgia del primo giorno dell'anno ha un centro, un punto focale, una luce irradiante. Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa. Senza dubbio lei ci ha accompagnato lungo l'anno. A lei siamo ricorsi nella sofferenza, nella malattia. A lei abbiamo guardato come vera discepola del Signore. È lei la donna che custodisce la parola, esperta di silenzio e di ascolto, capace di assenso libero. È suo il canto del Magnificat in cui vede ed esalta l'opera di Dio lungo tutta la storia del suo popolo. A lei chiediamo che ci accompagni anche lungo i giorni del prossimo anno, non solo per scorgere l'opera del Signore, ma per essere come lei e con lei umili protagonisti, comunità di discepoli che ascoltano e praticano la parola di vita. Te Deum laudamus, Te Deum
ineffabili voce proclamant. Sanctus, pleni sunt celi et terra, maiestatis gloriae Tue. Te profetarum, laudabilis munerus. Te per orbem terrarum, sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum Filium, Rex, gloriae Christe. Tu ad liberandum susceptum hominem non orruisti virginis uterum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Ergo Jesus suis famulis veni, vos precioso sanguine redemisti. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere Tue. Per singulos dies benedicim
signare Domine die isto, sine peccato nos custodire. Misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. Dio, Padre di ogni dono, da te discende tutto ciò che siamo e abbiamo. Insegnaci a riconoscere i benefici della tua immensa bontà e ad amare te con tutto il cuore e con tutte le forze. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Prima della benedizione, l'augurio che la conclusione dell'anno, il passaggio al nuovo anno ci trovi accompagnati dalla fede, dalla speranza, dalla carità che, come abbiamo sentito anche in quest'anno 2025, si sono manifestate. Ringrazio anche Monsignor Martino per l'aiuto che ci ha dato a vivere con intensità questo rendimento di grazie e invochiamo ora la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.